telespettatori, dopo il Porchibo naturalmente vi voglio presentare il mio carissimo collega, amici, Max D'Amico. Hello? Buonasera, Assabenerica, sì, la parola d'ordine ormai Assabenerica, quella questa Assabenerica, è diventata ormai molto personale. Esatto, il nostro motto. Amici telespettatori, non finisce qui perché questa puntata sarà una puntata davvero spettacolare. Sì, ci sono tante sorprese. Esatto, avete conosciuto già il nostro Porchibo, ma non finisce qui perché vi dobbiamo presentare che cosa, Max? Le nostre veline!
bravi. Complimenti alle nostre vallette, ma dove le hai prese queste vallette, Max? Questi qua praticamente sono parenti di Bartolo. Parenti di Bartolo. Ah, per questo io notavo la somiglianza, Sì. perché in qualche modo ci somigliavano. Sì, sono molto simili. Sì, sì. Tagliatelle Davvero brave. saporesci. Davvero brave. Complimenti. E come si chiamano? Una deretana e l'altra genoveffa. Genoveffa e Deretana. Deretana. Bei nomi. Bellissimo. Resta solo da capire chi è Genoveffa e chi è Deretana. Genoveffa è la bionda. Ah sì? Deretana è quella bruna. Quella bruna, sì. Bei nomi, complimenti. Chi se ne film? Sì. Sì. Va bene. Ma che succede? La sirena. Ma che cosa c'è? Stanno arrivando le nostre... Veline. Che ci hanno portato praticamente le notizie. Sì. Le notizie di... Sì, Deretana. Deretana. Genoveffa. Le nostre veline. Ora capisco perché si chiama Deretana. Io capisco perché si chiama il Genoveffa. Mamma mia. Beffa. Mamma mia. Ragazze, io vi ringrazio di averci portato le notizie. Io pure. Ora, cortesemente, potete andare. Potete andare. Grazie. 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 A male per me. Mamma mia. Magari la Serena sono. Mamma mia. E stai studiando pure. E sta studiando, perché se ne sono andate, quindi d'altronde automaticamente che cosa succede? Siamo qua. Si siamo spengono tutte le luci. qua. Va bene. Cominciamo naturalmente, amici telespettatori, con la prima notizia della serata. Ascoltate bene. Allora, succede in una cittadina trapanese che un supercarcerato evaso dal carcere di Reaccoppe, dopo un mese di superlatitanza si ricostituisce. Dopo un lunghissimo senso di colpa e responsabilità dei tutori della prigione, finalmente arriva la lieta notizia che il noto mafioso Pio Squacchiara torna in carcere. A causa di questo evento straordinario, il direttore della casa circondariale, dottor Felice Loppreso, ha pensato bene di organizzare una bella festa in onore del famoso latitante, domandando al figlio del prodigo come mai questo cambiamento di idea. Alla domanda effettuata, l'uomo risponde: in 25 anni di carcere che mi ero fatto non mi era mancato mai niente. Un mese che ero fuori stavo morendo di fame. Meglio dentro che fuori. E già, succede anche questo. E sempre a Trapani, si sa, il cane si dice da sempre, dovrebbe essere il migliore amico dell'uomo. E lo vediamo d'altronde da una foto che ce lo illustra praticamente. Questa volta però abbiamo un caso davvero strabiliante, che ha lasciato perplessi sia noi che gran parte della popolazione trapanese. Un uomo di circa 60 anni, un certo Vincenzo Squarta, con a carico una famiglia numerosa e disgraziatamente anche di una figlia ragazza madre, e di 3 pargoletti, essendo costretto dalla magistratura, pensate bene, e dalle leggi italiane naturalmente che corrono, non si può campare più, e che noi tutti d'altronde conosciamo, a lavorare nonostante l'età avanzata. Viene colpito, questo sì, da una grave disavventura. L'uomo, pescatore di professione, si alzava presto la mattina, molto presto, per andare al lavoro, nonché quel tragico giorno al porto peschereccio di Trapani, che noi conosciamo tutti, intorno alle 2:30, mentre stava per uscire al lavoro con la sua barca, viene assalito, senza un apparente motivo, da un gruppo di cani randagi. Vediamo dalla foto i cani randagi che gli hanno ripetutamente morso la gamba sinistra. Il poveretto non solo rimase senza lavoro, ma anche senza la gamba sinistra, che gli era stata amputata a causa dei morsi multipli ricevuti. Vediamo dalle foto questa tragica notizia. Dopo circa 2 anni di sofferenze, sia fisiche che finanziarie, l'uomo arriva finalmente ad avere la pensione di invalidità, che ammontava a circa 225 euro al mese. Non potendo tirare avanti con una simile cifra, l'uomo pensò di buttarsi all'elemosina, un gesto che purtroppo durò poco, perché noi sappiamo benissimo che le leggi non ti permettono neanche questo. Non ti permettono. Quindi, dopo un lungo periodo negativo, viene fuori il figlio della vittima, un certo Salvatore Squarta, conosciuto dagli amici come Squartatore. Lo vediamo nella foto,
decide, questo sì, di aprire un negozio di pelli di animali, riuscendo finalmente ad avere fortuna e a lavorare a rotto di colla. Però non si sa tuttora di che pelli di animali si tratta. Secondo te? Ma secondo me non ne ho idea. Boh. Nemmeno io. Allora, una famosa fabbrica di carta igienica svizzera operante in Italia è andata a rotoli. Il direttore generale Fatsus Fuerzu, facendo la sua obbligata visita in diverse città, nonché nelle molte fabbriche da lui gestite, ha notato che la vendita in Italia erano scese praticamente del 40% rispetto alla Svizzera. Dopo tante domande e risposte è finalmente arrivato la questione al nesso e si è capito che praticamente che nella nostra nazione, a causa della crisi, si mangia poco e non si va più tanto eccesso. Sì, lo vediamo dalla foto. Marsala è stato inaugurato ieri nella centralissima via Trapani un nuovo ristorante dal nome curioso, Corpumanus. Il noto locale, gestito dall'americano Freddy Krueger, ha già riscontrato un notevole successo sul popolo marsalese, dovuto molto probabilmente al piatto forte del locale, ossia l'insalata condita. Salata condita. Non certo deve essere buona questa insalata. Certo, condita, c'è carne e frutta e tutte cose. Certo. E verdura. E vabbè. Allora, a Trapani, Villa Rosina, continua l'increscioso problema delle buche che avvolge il quartiere della Villa Rosina da tanti anni. Questa volta a pagarne le spese è stata una famiglia proveniente dalla Russia, pensate, che si è imbattuta in questa disastrosa avventura non conoscendo le strade. Gli abitanti della zona ormai lo conoscono le strade, come le loro tasche, ma per chi viene da fuori purtroppo si sa, ci casca. Vediamo la foto. Sì, succede anche questo. Risolto naturalmente finalmente a Trapani il problema degli incidenti frequenti che avvolge giornalmente la centralissima via Manzoni. Pensate che dall'inizio dell'anno solo in questa parte della città si sono registrati almeno 400 casi di scontri di autovetture di ogni genere. Vediamo dalle immagini praticamente quello che succede in città. Il sindaco, stancatosi di tutti questi disastri e delle continue lamentele da parte dei cittadini, ha deciso in collaborazione con il comando dei vigili urbani di installare il super semaforo nell'incrocio principale. Se non si risolve il problema, almeno si limiteranno gli incidenti. Guardate dalle foto, con questo semaforo si fermano pure le tartarughe. Allora, per una lite tra ferrovieri, alcune notizie del treno Trapani-Palermo rischiano il posto. Pensate che la corsa dalle 11, che è partita dalla stazione di Trapani via Milo, è arrivata a Palermo centrale con 2 ore di ritardo. Quindi è scoppiato un putiferio, risse tra colleghi, minacce, arrivati addirittura a insulti pesanti quasi alle mani. Il personale del treno proveniente da Trapani esclama: noi ce l'abbiamo messa tutta per arrivare in orario, ma 2 ore di ritardo può capitare a chiunque. E lì avete sbagliato, rispondono i colleghi palermitani. Noi alla mensa eravamo appena all'antepasto, non vi aspettavamo così presto. Sì, succede anche questo. Disastro nelle rotaie. Purtroppo ancora oggi si devono contare delle vittime di disastri ferroviari. Un treno con a bordo un gruppo di pellegrini, nella maggior parte persone in età avanzata, si stava recando a San Giovanni Rotondo. A un certo punto il treno, per scansare un pinguino, pensate bene, che si trovava a passare di lì per caso, quasi deraglia e buca 2 ruote. Non avendo le ruote di scorta, i passeggeri sono stati invitati a spingere il treno per arrivare naturalmente in orario. Il bilancio è stato di 42 infarti, 18 collassi asmatici, illesi invece i componenti della PFS. Cos'è sta PFS? Per favore, spingi. Allora, è stata inventata da alcuni campobellesi una moto che non ha bisogno di carburante, ma bensì di legumi. Pensate che la moto si alimenta proprio con gas di fagioli o di ceci e non ha bisogno neanche della tradizionale marmitta rumorosa che poi fa pure fumo nero.
Basta solo che il conducente mette l'alimentatore continuo davanti e l'espulsore pilitero posteriore, e non solo, si risparmia carburante e meno nocivo per l'ambiente. Guardate la foto. Solo che però si consiglia di non usare nelle vie strette della città o nel centro storico, che sono pericolosi, no? Meglio evitare. Durante un controllo dell'INPS in un ufficio di un archivio comunale è stato trovato un impiegato morto. Non si sa come sia successo, ma soprattutto non si sa quando è successo. Fatto sta che la cosa sicura è che in questo paese nessuno si accorge mai di niente. Ma dobbiamo dire che almeno loro sono stati fortunati a trovare uno scheletro, mentre la maggior parte dei cittadini che ha bisogno di un documento non trova neanche il fantasma. Sì. Allora, Mazzara del Vallo. È stato scagionato dal tribunale un noto spacciatore di marijuana. A quanto pare è stato merito del suo scaltro e furbo avvocato, che è stato capace di convincere la giuria con queste testuali parole: signor giudice, signore della giuria, non dovete criticare il mio cliente per quello che ha fatto, ma anzi dovete apprezzarlo come onesto lavoratore che per tirare avanti la famiglia ha svolto un secondo lavoro. Come tutti noi sappiamo, i tabaccai vendono le sigarette, i farmacisti vendono medicine, i fornai vendono il pane, i fruttivendoli vendono la frutta, i pescatori i pesci, i gioiellieri i gioielli. Il mio cliente, signori della corte, faceva il giardiniere, quindi che doveva vendere? Erba. Fatti veri. Castelvetrano. Suicidio istantaneo per una donna molto, ma molto obesa. Ha fatto nei mesi passati un annuncio fai da te e non essendo pratica naturalmente come il nostro Alberto di Strano Amore Siciliano, che tutti conosciamo, esatto, non solo non ha saputo spiegare l'annuncio di Cuori Solitari, ma non ha nemmeno avvisato i suoi pretendenti della sua forte obesità. Quindi nel momento dell'incontro con gli interessati non ha avuto altro che forti delusioni che l'hanno spinta a fare il suo folle gesto. La vediamo nella foto in una posizione sexy del suo letto e adesso naturalmente la vediamo nel momento della caduta dopo che si è buttata dal 6° piano. Poveretto. Sì. Un gesto furbo è costato la vita a un operaio mazzarese. Si tratta di Gaspare Stambato, 44 anni, padre di famiglia esemplare, lavoratore ma a diurno, riposo dirmi. Il soggetto aveva preso l'aereo di Marettimo per il volo di Marettimo Mazzara del Vallo, ma durante il controllo è stato trovato sprovvisto di un biglietto. In base alle nuove leggi e alle disposizioni della subentrata società Air Tatelu, l'uomo è stato invitato a scendere del velivolo non appena un minuto di volo. Ed ecco che vediamo nella foto raccogliere i resti del poveretto. Guardate. Sì, poverino. Come diciamo noi umani, quando c'è qualche problema difficile o nei momenti di crisi, arrangiati come un cane. Sì, purtroppo la razza animale vale lo stesso gergo. Al contrario, arrangiati come un umano. Tanto è vero che in un canile di Salina Grande, un volontario, costretto dalla situazione quasi crollante e non avendo a disposizione nessun operaio per pulire il loro, come dire, habitat, si è dovuto dar da fare lui stesso con le proprie zampe. Bisogna prenderne atto, hanno affermato gli altri cani colleghi, ma come nella razza umana la legge è uguale per tutti, uno lavora e gli altri stanno a guardare. Che vita da cane. Sì, succede anche questo. Allora, abbiamo un caso di un playboy killer. Pensate, un pasticcere trapanese, un certo Pietro Cannolo, è stato arrestato dai carabinieri ieri notte intorno alle 3 nella conosciutissima via Levanzo, dove si trova addirittura la sua pasticceria, la famosa pasticceria La Gnaffa, locale di proprietà del killer. Messo alle strette dalle forze dell'ordine, ha dichiarato: a me mi hanno insegnato che dopo una dolce e bella serata, per conquistare una donna la devi prendere per la gola. Solo che io stringevo un po' troppo. E quindi succede anche questo. Sì,
Passiamo con la cronaca nera. È successo a Marsala, naturalmente, sventa una rapina e diventa un eroe. In un noto supermercato della zona, nell'orario di punta, sempre a Marsala, mentre le casse erano affollate di clienti che stavano pagando la loro spesa giornaliera, un pericoloso criminale armato di coltello si avvicina alle dipendenti e, minacciandole, ordina loro di consegnare tutto l'incasso della giornata. Le cassiere, in stato confusionale e sotto shock per evitare il peggio, accontentano il criminale, ma mentre esso era impegnato a guardare il suo malloppo, entra nel supermercato un giovane gay di circa 28 anni che, vedendo il malvivente distratto dalla situazione, si avvicina ad esso e gli punta il dito alle spalle. Il criminale, credendo che avesse una pistola, alza le mani e butta via il coltello. Viene così immobilizzato e poi arrestato dai carabinieri. Le forze dell'ordine, soddisfatti per non aver riscontrato feriti, hanno chiesto al coraggioso gay dove avesse trovato quel comportamento da leone. Lui ha risposto che ha usato solamente la sua predisposizione che porta avanti da una vita, ossia l'ha preso di dietro. Coraggio, è abilità. È abilità. Allora, abbiamo un'altra notizia strabiliante. Gli scienziati di Torre de Ligny hanno fatto uno strano esperimento. Pensate che tramite un'inseminazione artificiale hanno fatto accoppiare un leone con una pecora. Lo strano animale venuto fuori dall'esperimento fino a poco tempo fa si comportava bene, anzi bene. Ma raggiunti i 18 anni di età, per motivi sconosciuti, si è imbizzarrita scandrandosi addirittura verso il padrone, ferendolo a morte. Guardate cosa ha combinato, guardate nelle foto. Stamane nelle vie della città c'è stato addirittura un corteo di pecore protestanti verso questi scienziati, nonché agli esperimenti strani e soprattutto pericolosi. Le pecore, si sa, mangiano erba, ma alcuni scienziati secondo me se la fumano. Già, succede anche questo. Valderice, la madre di un vigile del fuoco, è stata arrestata e condannata a 5 anni per rogo. Aveva deliberatamente appiccato incendi per aiutare suo figlio nella carriera. C'è crisi, Allora, Mazzara de Ballo, dopo aver effettuato il solido trasferimento di denaro, un furgone portavalori si avvia urgentemente per andare a depositare il carico. Il guidatore del furgoncino blindato, mentre era alla guida del mezzo, sembrava che stesse cercando aiuto. Dal momento che ripetutamente apriva e chiudeva la portiera, le persone che guardavano dicevano: secondo me ha bisogno di aiuto questo. Un gruppo di automobilisti si accorge e chiama immediatamente le autorità. 6 volanti dalla polizia inseguono e fermano il furgone, che continuava a procedere a zig-zag. Come ben presto si scoprì, il guidatore, una guardia giurata, stava tentando semplicemente di rinfrescare l'interno dell'abitacolo dopo che l'altra guardia giurata aveva mollato una scorreggia. Sì, doveva fare purtroppo. Sì, se no... Così. Castelvetrano, all'età di 90 anni, un signore appartenente all'ex Jugoslavia, ma residente a Castelvetrano, ricominciò a parlare tutto d'un colpo dopo essere stato muto per oltre 50 anni. Miracolo? No di certo. L'agenzia di stampa castelvetranese riporta un pezzo di una sua intervista. Semplicemente non volevo fare il militare, così ho smesso di parlare nel 1920, ha dichiarato lui. Solo che dopo mi ci sono abituato. Succede anche questo. Campobello di Mazzara, incriminato un allevatore di suini. Nella sua azienda sono stati scoperti numerosi piedi di porco. Sì, succede pure questo. Accade a Marsala, dove una donna di 32 anni denuncia il suo dentista giapponese per averla fatta soffrire troppo. In un'intervista la donna ha dichiarato: ho detto al mio dentista che 10 dollari per togliere un dente sono tanti. Dopotutto sono solo 5 minuti di lavoro. Il dentista giapponese, un certo Tikuro Nakarie, ha pensato bene di toglierle il dente molto lentamente. Allora, Trapani, un vecchietto novantenne si getta dalla finestra.
era ospite della casa del riposo Voglia di Vivere. Sì. Succede così. Sì. Campobello di Mazara. 5 prostitute decidono di cambiare vita e di darsi naturalmente al commercio. Aprono così un negozio di strumenti musicali. Il negozio, ottenendo da subito un grandioso successo, finisce immediatamente sulle prime pagine dei giornali, con il titolo all'insegna gigantesca che avevano attaccato sul muro del negozio, ossia "Si la do". Il numero ci voleva. Si la do. Sì, la do. Allora, Marsala è stato denunciato dalla Guardia di Finanza un noto negozio di fiori, mentre tentava di vendere ai suoi clienti una pianta vietata dalla legge, perché in via di estinzione, la pianta dei piedi. Sì, ormai non se ne trova più in giro. Una pianta rara, molto. Mentre passiamo a Trapani, oggi è stato arrestato il titolare di un negozio di apparecchiature elettriche. Vendeva prese per il sedere. Gli serve una vita Sì, che le vendono queste prese. se la sono accorti adesso. Mazzara del Vallo è stato scoperto finalmente da alcuni scienziati mazzaresi l'unità di misura del buio, cioè il metro notte. Sì. E chi lo sapeva? Cioè lo scienziato. Sì. Sospeso dal servizio un vigile urbano che si trovava in mezzo al mare mentre stava facendo delle multe salate. Si capisce niente. Due poliziotti, senti questo Alberto, Sì. Due poliziotti vengono denunciati dai legittimi proprietari di un appartamento perché li hanno trovati nascosti dentro l'armadio. I due si sono giustificati dicendo praticamente che stavamo facendo la squadra mobile. Già. Mentre a Trapani, a causa di una lenta malattia, ieri si è spenta la signora Candela. Io la conoscevo. Sì. Scoperto a Campobello un nuovo metodo per trovare il figlio piccolo anche quando è buio. Basta mettere l'aglio nel biberone. Lo trovate di sicuro. Questo è proprio... Mentre una grandiosa festa per la moglie di un noto pasticcere mazzarese che circa un anno fa aveva dato alla luce uno splendido pargoletto. Oggi il suo primogenito, approfittando del grandioso evento, ha espresso la sua prima parola: babà. Arrestato dalla polizia stradale un motociclista che era entrato in un bar. Aveva fatto 6.000 euro di danno. Succede anche questo. Mentre a Trapani è stato indetto un concorso per tutte le signore che hanno problemi di incontinenza. Il nome del concorso: Mi scappa. Mazzara del Vallo è stato fermato in tempo un mazzarese che stava tentando il suicidio. Era convinto di essere bisessuale perché faceva l'amore 2 volte al mese. Sì. Succede anche questo. Anche questo succede. Marsala è stata ritirata la licenza a un accompagnatore per individui disabili. Aveva portato un cieco a vedere un film muto. Succede, pure. A Marsala per esempio è stato inaugurato oggi un nuovo club per eschimesi ricchi, il Circolo Polare Artico. Sì. E non è per tutti. No, solo per gli eschimesi ricchi. Si è scoperto finalmente a Campobello di Mazara qual è la cosa che accomuna un televisore con un computer. Il computer naviga, il televisore va in onda. Tutto lo a mare, praticamente, sì. no? Allora, un signore che ha fumato super senza filtro per 50 anni, una volta che è morto, ha donato gli organi. Con i suoi polmoni, pensate che hanno asfaltato Palermo-Messina. Solo con i suoi polmoni. Sono con i suoi polmoni. Sì. Arrestato un pasticcere a cui era morta la moglie 2 mesi prima. L'aveva cremata. Un bambino denuncia i suoi genitori al telefono azzurro. Ha dichiarato: i miei genitori hanno cambiato casa 4 volte. Meno male che li ho sempre ritrovati. Sì.
succede anche questo. Molti dei nostri uomini politici sono degli incapaci, i restanti sono capaci di tutto e lo dimostra la riforma delle pensioni, che dal prossimo anno andrà in pensione solamente chi ha capito come si fa. Come si fa? E come si fa? Accade a Paceco. Un uomo di 35 anni si è suicidato lasciando un curioso biglietto. Nella vita ho sbagliato tutto, tranne sto colpo di pistola. Allora ti senzetta. Sì. Mentre a Marsala è stato scoperto un nuovo metodo anticoncezionale infallibile. Si tratta di entrare nella camera da letto e guardare la propria moglie mentre si toglie il trucco. È infallibile, infallibile. Premiato a Campobello di Mazara un allevatore di mucche pulite perché aveva prodotto il latte detergente. Sì, succede anche questo. Una bella idea questa, latte detergente. Alla Litoranea di Trapani, prostitute in sciopero per le nuove leggi entrate in vigore. Prontamente loro hanno incrociato le gambe. Un nuovo decreto legge vieta l'introduzione di animali sui treni siciliani, specialmente sulla linea Trapani-Palermo naturalmente. Per le zecche si fa un'eccezione però perché... È stato premiato con una medaglia al valore un impiegato mazzarese miope che arrivava sempre primo in ufficio. Ha fatto la seguente dichiarazione: non vedeva l'ora. Puntuale. Si è scoperto finalmente come mai l'Alitalia è stata sempre piena di debiti, praticamente perché pagava gli stipendi anche ai piloti automatici. Sì, quando si pagano gli stipendi ai piloti automatici. Ha aperto un nuovo servizio di pompe funebri a Castelvetrano, si chiamerà Avanti il prossimo. Liz Taylor ha annunciato che si sposerà per la nona volta, più che una diva è una recidiva. Sì. Mentre a Trapani è stato trovato morto per ferite contundenti un istruttore di bodybuilding che aveva in mano un grosso martello. Dalle indagini balistiche è emerso che l'uomo al momento della morte si stava scolpendo gli addominali. Invece a Trapani è stato inventato da un intelligente trapanese il rasoio a 5 lame. La prima guarda il pelo, la seconda lo incita a venire fuori, la terza lo umilia, la quarta lo taglia, la quinta naturalmente lo minaccia di non crescere più. Un rasoio coi fiocchi. Il rasoio siciliano. Sì. Mentre a Mazzara del Vallo è stato arrestato dalla squadra H. Lappiacani il ricercatissimo cane di Dracula. Si chiamava Canino. Campobello. Colto da un malore mentre lavorava, un contadino è stato accompagnato urgentemente all'ospedale. Mentre si trovava a bordo dell'ambulanza in stato confusionale, l'uomo ha dichiarato: stavo seminando il panico. Sì. Un canguro invece è stato trovato morto per annegamento. Dove? Nel marsupio. Invece un'ape regina è stata uccisa da un uomo sul tetto di una casa, perché praticamente stava facendo l'ape tegola. Sì. Una donna di Marsala ha denunciato il marito per abbandono del tetto coniugale. In un'intervista lei ha dichiarato: mi regalò una rosa e mi disse: quando sarà appassita tornerò. La rosa era di plastica. Fatti vedere. Questo è bene qui. Bene qui, fatti vedere. Ma che succede? Quando si accende la luce, Allora, sai cosa significa? Che sì. stanno arrivando le nostre... Veline! Sì. Ma secondo me neanche se giriamo le possiamo trovare mai uguali. No, non esiste, non esiste. Ma secondo me sono uniche. Non ci sono simili. Esatto, soprattutto per dere tana. Mi piace, non è papà che babbia. Mamma mia.
Va bene ragazzi, vi ringrazio cortesemente. Amici telespettatori, sono arrivate naturalmente le statistiche. Le statistiche. Sì. Da un'indagine statistica vediamo che cosa pensano le donne degli uomini. La maggior parte delle donne preferisce un uomo povero ma in perfetta salute, che un uomo ricco naturalmente malato. Si sa, i soldi non fanno la salute, ma non averli è già una mezza malattia. Sì. Uomini e meloni hanno questo in comune, che dal di fuori non si capisce se sono buoni. D'altronde i meloni sono a sorpresa. Una sorpresa, tu, come lavoro Pasqua. Sì. Mentre la maggior parte delle donne pensano degli uomini che la maggior parte resistono di più sott'acqua che al lavoro. Vero? Sì. Come fare impazzire un uomo in camera da letto? Nascondi il telecomando. Nascondendo il telecomando, bazzisce. Impazzisci. E sempre da un'indagine statistica si è scoperto che inizialmente la donna era attratta dall'uomo perché questi emette delle sostanze volatili chiamate feromoni. Più avanti si scopre che l'uomo emette anche altre sostanze, oltre ai feromoni, sostanze volatili, chiamate naturalmente scorreggioni. Immagino. Gli uomini si dice che riescono a tirare fuori il meglio di loro solo quando vanno a fare la pipì. Sì. Parlando con certe donne siamo riusciti a scoprire perché gli uomini non accavallano mai le gambe. Loro ci hanno risposto che molto probabilmente è per non schiacciare un organo importantissimo per loro, il cervello. Significa che ce l'hanno in mezzo alla Sì, gamba. cioè, il cervello ce l'hanno in mezzo alla gamba. Non tutti, però, Esatto. Ogni sera quando gli uomini ritornano dal lavoro si mettono sotto la doccia. Dopo 5 minuti escono. Una volta alla settimana aprono anche l'acqua. Quindi si lavano A secco. A Esatto, secco si a lavano, secco. una volta a settimana. Le donne pensano che gli uomini sono come dei gabinetti. Quando ne cerchi uno non lo trovi mai. Quando lo trovi è sempre occupato e se ne trovi uno libero è ridotto da far paura. Quando un uomo e una donna sono sposati diventano una persona sola. Il difficile è nel capire quale delle due sia la persona. Difficile, veramente difficile. Volete sapere perché le donne sposate pesano di più di quelle single? Le donne single arrivano a casa guardando cosa c'è in frigo e vanno a letto. Le donne sposate arrivano a casa, guardano cosa c'è nel letto e poi vanno in frigo. Che cosa hanno in comune uomini e spermatozoi? Entrambi hanno una sola possibilità su 1 milione di diventare esseri umani. Naturalmente sono cose che pensano sempre le donne. Certo. Certo. Giorni fa abbiamo fatto un'intervista a una donna. Quando mi sono sposata eravamo talmente poveri che al mare al posto dei castelli di sabbia facevamo le case popolari. Questa già era una crisi già premeditata allora. Esatto. Alcuni uomini sono così pigri che si contentano sposare una donna già incinta per risparmiare Tempo. il lavoro. Sì. Sì. Adesso passiamo a cosa pensano gli uomini delle donne. Ora ve lo bello. La donna passa tutto il tempo a cercare di cambiare il suo uomo. Quando lui è cambiato gli dice: non sei più quello di una volta. Gli uomini mentirebbero molto meno se le donne non facessero tante domande. La verità Troppo domande. troppo. La moglie in generale parla così tanto che se gli uomini la portassero al mare le si abbronzerebbero le tonsille. La bellezza prima o poi passa.
Peccato che purtroppo la bruttezza rimane. Sì, è proprio così. Le donne ce l'hanno una volta al mese e gli dura 5 giorni. Cosa può essere? Lo stipendio del marito. Vero. Le donne hanno un cervello così piccolo che quando due pensieri si incontrano devono fare manovra. Spostati, fammi passare. La maggior parte delle mogli, dopo sposate, evitano di guardarsi allo specchio per evitare che il loro riflesso scappi. Poi se durante una discussione dicono alle loro mogli di usare un po' di più la testa, loro vanno a farsi un po' di shampoo. E si lavano. Va bene, siamo naturalmente quasi arrivati alla fine, ma naturalmente manca l'ultima rubrica, ossia la rubrica dello sport. Per questo ci colleghiamo con il nostro inviato speciale, il nostro carissimo Alberto di Stranamore Siciliano, che tu conosci benissimo, Sì. voi conoscete benissimo. Ti somiglia un po'. Leggermente, diciamo c'è una notevole somiglianza, Sì. che naturalmente si è messo a intervistare un grande esperto per quanto riguarda sport. Ma vediamoci il filmato e giudicheremo dopo. Vediamo. A dopo. Allora Vito, parlaci un po'. Buonasera, volevo soltanto indicarti talmente la mia predisposizione tale per cercare di... Sono un vecchio coach della Rosmini nel periodo in cui la Rosmini aveva Cacco Benvenuti, un grossissimo allenatore che ha dato la svolta al Trapani e ha condotto una persona con cui poco conosciuta perché non c'era le prospettive tali di farsi sentire. Sono un amatore della pallacanestro, una persona che mi hanno dato l'opportunità di parlare e spero che tutto possa andare bene nella nuova direzione della Rosmini, nella nuova direzione della pallacanestro con l'ex mio giocatore Andrea Magaddino, che voi non sapete ma io ho allenato Andrea Magaddino, sono un vecchio allenatore che ormai ho smesso perché le condizioni economiche della Rosmini non erano tali di poter continuare attentamente la possibilità di lavoro così concreto della Rosmini. Mi fa piacere che ho l'opportunità di parlare della mia vecchia gloria della Rosmini e di augurare a questa nuova dirigenza di fare delle cose ottime, migliorative per cosa. La seguo così a Telesud, non la amo seguire perché ho dei rimpianti in quanto ho avuto dei rimorsi della pallacanestro. Mi auguro e spero che la pallacanestro abbia dei sussulti, delle congiunzioni, delle condivisioni tali possa avere delle prospettive futuristiche di poter raggiungere degli ottimi livelli. Quest'anno è andato male per il Trapani perché ha avuto tanti infortuni, però c'è l'organico e la pazienza della società di costruire una società grande. Mi auguro che possa ottenere un vecchio allenatore, una vecchia persona che ha fatto far conoscere la Rosmini, delle vecchie persone come Nino Fatale, come Ninni Castelli che mi conoscono, che non ho avuto mai l'opportunità di farsi conoscere, ma in quei tempi il vecchio D'Angelo, il giornalista D'Angelo, ha avuto modo di parlare di me, ha avuto modo di parlare di tante persone vecchie che non hanno smesso la pallacanestro mi conoscono. Ringrazio tanto questo amico che mi ha dato l'opportunità di ancora di ricordarmi, di farmi ricordare nella pallacanestro. Perfetto. Allora Vito, ti volevo chiedere una domanda. Sì, prego. Che cosa ne pensi di questo sport? Guarda, questo è uno sport ancora di elite, però in questi ultimi periodi io penso che l'elite si sia pure trasmesso attraverso questa promozione delle televisioni private, si sia trasmesso perché la pallacanestro di questi dirigenti nuovi, questi ultimi decenni come Magaddino ha portato dei nuovi allenatori. Questi nuovi allenatori hanno dato modo a una nuova scuola, infatti in questi ultimi periodi, in questi ultimi 6 anni, 7 anni, una nuova scuola sono usciti dei giocatori forti e quindi ha dato modo di trasmettere non soltanto all'elite, alla povera persona che si poteva permettere di pagare una retta 25 anni fa, ma tutti possono, perché c'è il CAS, c'è l'attività sportiva, c'è la pallacanestro odierna che dà modo di far avvicinare con poco, perché c'è molte società la pallacanestro, cioè tutti possono avvicinare. Sono contento come un amatore, come una persona, che la pallacanestro si avvicina a queste prospettive, a queste deduzioni, a queste concezioni. Sono veramente contento che si avvicina. Perfetto Vito, allora dimmi, secondo te esce o no? Guarda, secondo il mio punto di vista la pallacanestro deve uscire perché ha avuto dei grossissimi risultati, però quando la pallacanestro ha avuto dei grossi risultati, il calcio ha avuto delle differenze. Ora c'è certamente una soggezione di attività sportive, cioè c'è una rivalità tra il calcio e la pallacanestro, cioè dove il bambino si deve trasmettere, o nella calcio o nella pallacanestro, e quindi c'è questo, e quindi prima c'era tutto nella pallacanestro, però è chiaro che in
General Manager Barbara ha fatto delle cose prospettive per la pallacanestro, cioè far venire i bambini di fuori, quindi c'è delle prospettive migliori, ma ora si divide, allora c'è una divisione, chi ama la pallacanestro va nella pallacanestro, chi ama il calcio va, c'è la pallavolo che sta andando avanti sul settore giovanile, e cioè sono delle prospettive che dipendono tutte dai padri, dai genitori, dai bambini che vogliono andare avanti. Perfetto, quindi automaticamente oltre a uscire si sale. Ma guarda, si sale, però io vedo un pochino in questo anno un momento di perplessità, perché il Trapani non ha avuto quella risposta del pubblico, però mi auguro e spero che nei prossimi tempi la pallacanestro possa ottenere dei risultati e possa ottenere risultati in tutto il regionale e nazionale, per ottenere dei risultati così. Vi ringrazio di aver dato l'opportunità di farmi conoscere, ti ringrazio Perfetto. tantissimo. Un'altra cosa, Vito, un'ultima domanda. Secondo te in quale fermata? Ma la fermata è possibile che i dirigenti si stancano, perché se non c'è la sollecitazione dei finanziamenti i dirigenti non fanno niente per niente, quindi poi si stanca l'istruttore, come me che sono staccato perché dopo 8 anni di non prendere niente, quindi mi auguro e spero che i finanziamenti possano arrivare a tutte le società, non soltanto al Trapani, per cercare di dare lo sprone al tecnico regionale di avere quel denaro tale che possa avere la sollecitazione tale di poter trasmettere la sua preparazione al bambino. Perfetto. Questo è tutto, amici telespettatori, amici del TGP. Ciao da Alberto e ciao anche da Vito, grazie. Ciao. Certo, è stata una bella intervista. Bellissimo. Complimenti ad Alberto che l'ha intervistato, complimenti anche all'esperto di sport che abbiamo conosciuto. Naturalmente io non sono riuscito a capire bene di dove fosse, secondo te? È italiano, Ma secondo me, io sono riuscito a capire solamente i saluti, tu? Io nemmeno questo. Nemmeno questo. Allora sono stato fortunato. Sì. Pensa Alberto che l'ha intervistato. Ti somiglia un po' questo Alberto. Sì. E me l'hanno detto, c'è una notevole somiglianza. Va bene, amici telespettatori, si chiude qua questa edizione speciale del TGPS. Albi vi saluta, naturalmente vi saluta anche Max. Vi salutano le nostre bellissime vallette Genoveffa e Deretana e naturalmente vi saluta il nostro bellissimo Porchibo. Amici telespettatori, alla prossima volta. Ciao ciao. Ah, sta bene, riga.
Oh yeah.